Ci avviciniamo a un weekend di Pasqua da tutto esaurito, che cosa state mettendo in campo? Perché Venezia sarà sicuramente presa d'assalto. Trasporti ovviamente rafforzati, informazione, comunicazione. Nel frattempo speriamo che tutte quelle persone che in questi 2 anni hanno avversato l'idea di una prenotazione della città capiscano che invece è importante arrivarci in tempi veloci, quindi ecco, da questo punto di vista speriamo che non sia il lunedì con la polemica, ma sia il lunedì in cui anche alcuni comitati diranno serve che l'amministrazione porti avanti quello che ha pensato. Al momento sia tassa d'imbarco che ticket d'ingresso sono congelati. Una è al TAR e quindi aspetteremo la discussione, la finalità è generare risorse per mantenere la città, dall'altra parte la discussione è in Consiglio Comunale e in città dopo una fase di consultazione è evidente che non interessa a nessuno fare forzature, deve essere una cosa condivisa. Presidente, città capitale della cultura veneta, le colline del Prosecco, però insomma, parlano anche di vigneti eroici, un eroismo farli sopravvivere. Beh, a dire la verità la candidatura è a delle terre alte dell'Alta Marca, quindi sono decine di realtà messe assieme, quindi un bel progetto anche di aggregazione e tutte insistono ovviamente nel patrimonio dell'umanità. Il grande tema di musica e paesaggio o musica nel paesaggio e dall'altro però c'è il grande tema anche del vigneto eroico, del vigneto non meccanizzabile che rischia anche abbandoni visto e considerate il fatto che ci vuole manodopera, ci vogliono norme, ci vuole anche diciamo, una disponibilità da parte di chi controlla affinché gli agricoltori non siano subissati di vincoli e soprattutto di restrizioni e quindi non possono lavorare. Diciamo, c'è l'imbarazzo della scelta, nel senso che le destinazioni turistiche del Veneto continuano a crescere, abbiamo chiuso bilanci che sono superiori ai bilanci pre-Covid del 2019 e direi che questo è un riconoscimento del grande lavoro che fanno i nostri operatori turistici e a tutti coloro che comunque vivono e gravitano nel mondo del turismo. Decreto acqua, come può aiutare? Ma guardate, se piovesse l'aiuto maggiore arriverebbe dalla pioggia, prima o poi arriverà questa pioggia. Di certo, l'avete visto anche con l'immagine dall'alto della Pedemontana, abbiamo tutte le scarpate della parte nuova inaugurata ieri che sembrano scarpate in area desertica. E immagino che ovviamente noi dovremo fare sempre più squadra per parlare del decreto, dobbiamo pensare di aumentare la capacità negli invasi alpini togliendo burocrazia nella pulizia dai detriti, dobbiamo portare avanti una grande sfida che è quella di fare in modo che anche la rete di distribuzione dell'acqua in questo paese non disperda risorse, in alcune parti del paese perde anche il 70-80% dell'acqua durante il suo scorrimento e dall'altro in agricoltura dobbiamo pensare che dobbiamo finanziare modalità da aridocoltura e nient'altro.